Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 6 aprile, prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 3 anni e al via, 2 defezioni, Gandhi dei Greppi e Glory and Gold Ari. Restano Gilberto Gil, Ginevra Mark, Greta Cup, Ghost dei Greppi, in seconda linea Guelfossi, Gambler Trio, Gordarek, Greta dei Greppi e Golden Jove. Favori per la scuderia Ghost dei Greppi, Greta dei Greppi, 5 e 10 dello schieramento, macchina che accelera, partiti, veloce allo stacco e Ghost dei Greppi che conquista in breve l'iniziativa nei confronti di Ginevra Mark, mentre più indietro restano Greta dei Greppi che è partita molto bene dalla seconda linea e via via gli altri. I 200 iniziali in 15,6 con il favorito Ghost dei Greppi che conduce nei confronti di Ginevra Marche, che è l'alternativa principale. Più indietro invece rimane compagna di scuderia di Ghost, Greta dei Greppi, che concede però una ventina di metri ai primi due e ora cerca di rifarsi sotto. Intanto 31,8 per i 400 e vediamo intanto all'esterno, cerca di impegnarsi Gilberto Gil. Completamento dei primi 600 Numero 9 di gara. Gordarek squalificato. Tanto Gordarek finisce a tabellone, se ne vanno i primi 600 di gara, 48 per Ghost dei Greppi, ora muove all'esterno Golden Jove che risale gradualmente e si trascina Gambler Trio e quindi Gilberto Gil. 1-4-2 il passaggio agli 800, situazione tattica invariata, conduce per il momento amministra Ghost dei Greppi, all'esterno comunque sempre Golden Jove che all'altezza del chilometro si arriva praticamente all'altezza del salchi del battistrada, costringendolo ad accelerare dopo un chilometro in 1:20,8, 500 alla conclusione. Ghost dei Greppi accelera, in scia c'è sempre Ginevra Marca, all'esterno anche il tentativo di Gilberto Gili in terza ruota, che però per il momento non produce effetti. E siamo a metà della curva conclusiva con Ghost dei Greppi che cerca lo stacco Numero 7 risolutore. Guelfo SI squalificato. Nella sua scia però rimane Ginevra Mark. Completamento della piegata, ingresso in addirittura con Ghost dei Greppi che si presenta nettamente in vantaggio e inseguito da Ginevra Marca, all'esterno ancora in quota Golden Jove, finale con Ghost dei Greppi che controlla e vince, secondo posto per Ginevra Marca, al terzo ancora un generoso Golden Jove, 1:18,3 il ragguaglio conclusivo e il successo per il favorito Ghost dei Greppi. Matteo Zaccherini in sediolo per conto di Roberto Biagini e della proprietà di Nicola Del Rosso. Rivediamo le battute conclusive. Netto primo piano per Ghost dei Greppi, primo in carriera. Al secondo posto finisce Ginevra Marca, al terzo Golden Jove.